Visita ieri ad Agrigento di Paola De Micheli, candidata alla guida della segreteria del Partito Nazionale, alla presenza del segretario provinciale Di Paola. La De Micheli ha presentato il documento congressuale della sua candidatura dal titolo "Concretamente, prima le persone". Tra i temi affrontati quello della De Micheli di una nuova democrazia interna al Partito Democratico che consenta ai iscritti ed elettori di avere ruoli centrali nei processi decisionali, un nuovo statuto dei lavoratori che riconosca i nuovi diritti a tutte le categorie di lavoratori, l'ecologia per una nuova transizione ambientale che accompagni e sostenga i cittadini e le imprese, una buona sanità che vada oltre le diseguaglianze territoriali e il modello di scuola totale, diritti tracciando in parte il suo programma per poter convincere quanti andranno a votare prossimamente. Sono felice di tornare in Sicilia, è una terra che amo, dove vengo spesso, dove da ministro ho fatto investimenti importanti nelle infrastrutture, sui porti, e poi io vedo la Sicilia come il cuore di un nuovo ruolo geopolitico dell'Italia nel Mediterraneo, che è ancora l'area più ricca del mondo. E sono qui tra Palermo, Agrigento, Gela, Sciacca per raccontare quello che noi vogliamo fare del Partito Democratico. Innanzitutto una grande riforma del partito, un partito che vive con e dei suoi iscritti, che ridà il potere di decidere agli iscritti attraverso meccanismi di primarie che, pur rimanendo aperte, attribuiscono agli iscritti un voto che vale doppio, un partito della prossimità dove militanti e dirigenti tutti i fine settimana vanno nei luoghi di lavoro, vanno nei luoghi dove le persone vivono per ascoltare e per interpretare fino in fondo i problemi. Un partito della radicalità che smette di essere quello delle un po' e un po', che nessuno capisce che posizione abbiamo, ma un partito che dice le cose chiare sulle politiche del lavoro, con il nuovo statuto dei lavori, su un nuovo reddito universale che sostituisca il reddito di cittadinanza, sulla sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la scuola totale, che è il nostro modello, il modello che proponiamo, una scuola dagli 0 ai 18 anni gratuita e obbligatoria, che però consenta a bambini e ragazzi di fare anche tutte le altre attività a scuola, perché se le famiglie devono pagare lo sport piuttosto che la musica, piuttosto che le lingue, non tutte le famiglie lo potranno fare e i bambini partiranno già in una condizione di diversità, di disuguaglianza, quando invece il Partito Democratico è nato per trasformare la società e renderla più giusta. Ecco, la mozione mia, De Micheli, concretamente prima le persone, è piena di nuove idee per il Partito Democratico, per trasformare l'Italia, per generare un nuovo desiderio collettivo di cambiare il mondo. Ecco, per le alleanze cosa c'è all'orizzonte? Si parla di, insieme a 5 Stelle, ad altri diciamo che non sono di destra, ecco, c'è questa possibilità? Io voglio un partito forte e non subalterno, voglio un partito egemone nel centro-sinistra che sia il punto di riferimento delle alleanze. Noi non dovremo andare, non andremo col piattino in mano dagli alleati a chiedere alleanze, anche perché da qui a maggio del 2024, quando ci saranno le europee e dove c'è una legge elettorale proporzionale, tutti cercheranno di definire al meglio possibile la propria identità per avere più voti possibili. E quindi io voglio ricostruire un PD egemone dove tutti gli altri vorranno allearsi con noi per tornare a vincere. Un partito che negli anni ha perso sempre consenso fino ad arrivare al 15%, il minimo storico. Non siamo mai stati veramente fino in fondo quello per cui siamo nati, i nostri comportamenti individuali e collettivi, molte delle nostre scelte, anche quando sono state improntate alla responsabilità, sono passate come una subalternità alla finanza, come una attività a servizio esclusivamente di un'oligarchia romana che governava i processi dentro e fuori il Partito Democratico. Io non credo che il PD possa continuare in questo modo e non credo nemmeno che i miei colleghi lo possano cambiare semplicemente ed esclusivamente cambiando la classe dirigente. È già successo, noi ogni 2 anni cambiamo la classe dirigente, ma il Partito Democratico non cambia. Prima si cambiano i processi, prima si cambia il partito, anche selezionando classe dirigente territoriale, e poi noi riusciremo ad avere da parte degli elettori quell'attenzione, quella identificazione in noi per la nostra
nostra autenticità nella voglia di servire le nostre comunità che serve per recuperare il consenso necessario. Beh, noi siamo contrari all'abolizione del 41 bis, io credo che Cospito debba essere valutato sotto il profilo sanitario con umanità, ma che la responsabilità di decidere sul mantenimento o meno nel suo caso del 41 bis sia dell'autorità carceraria e della magistratura insieme. So che oggi sono arrivate le relazioni al Ministero e quindi attendiamo la decisione. Io credo che il 41 bis sia stato utile, credo che sia ancora necessario contro le mafie e contro le organizzazioni terroristiche e credo che, nonostante la mia sia sempre stata e continui ad essere una posizione garantista, laddove c'è la certezza di avere commesso fatti gravi come quelli imputati a Cospito e ai mafiosi in generale, il risultato che si può ottenere dal 41 bis è quello anche di avere indagini più profonde e più sicure. Un voto importante per restituire prospettiva a un partito che ha, secondo me, tutti gli strumenti e tutte le risorse per potersi rialzare da una sconfitta che deve insegnarci tanto. La sinistra si dice che nei momenti peggiori tira fuori il meglio di sé. Questo è probabilmente uno dei momenti peggiori della storia del nostro partito. Dobbiamo trovare le forze dentro noi stessi per rimetterci in piedi. E questo congresso può essere una grande occasione, un'opportunità per tornare a guardarci negli occhi, per tornare a discutere, immaginare un nuovo percorso e mettere a disposizione dei tanti militanti che si sono iscritti o che stanno aderendo al partito un gruppo dirigente in grado di incarnare questo bisogno di riscatto che anela nei cuori di ognuno di noi. La presenza di oggi dell'onorevole De Micheli, così come di altri candidati che ci hanno onorato o ci onoreranno della loro presenza, è la testimonianza che la Federazione di Agrigento è diventato, come dire, un luogo importante nella geografia politica siciliana, come tale è percepito, e quindi noi continueremo a lavorare in questa direzione. Ecco, 4 candidati, non sarà facile scegliere. Io penso che ogni nostro militante debba poter scegliere liberamente, senza costrizioni, vincoli o logiche di corrente, sulla base di ciò che ha letto e sulla base di ciò che ha ascoltato. Io invito i nostri iscritti a scaricare le mozioni e a leggerle. Sabato pomeriggio qui in Federazione organizzeremo un confronto fra le 4 mozioni che verranno illustrate e dibattute. Abbiamo organizzato gli stessi momenti sul territorio. A me interessa che i militanti partecipino, a prescindere dalla loro scelta, a prescindere dalla loro opzione o preferenza, che scelgano, perché scegliere vuol dire rinnovare un senso di appartenenza di cui questo partito ha disperato bisogno.